Due punte di un iceberg. Negli ultimi anni le condizioni di lavoro sono peggiorate, una situazione esplosiva, denuncia la CGIL, che deve essere fermata. Per questo è stato promosso un referendum popolare. Primo problema è l'uso indiscriminato dei voucher. Solo nel Veneto ne sono stati utilizzati nel 2016 ben 17 milioni e l'anno si conclude con un più 19,8% rispetto al 2015. Altro dato, la nostra è la seconda regione in Italia per voucher venduti. È una forma di precarietà che si sta diffondendo e che spesso nasconde anche forme di lavoro nero. Lavoratori intrappolati in condizioni di precariato e instabilità. L'età media di chi è costretto a lavorare con questa situazione a 36 anni ed è alla ricerca disperata di un impiego. Il settore dove viene maggiormente utilizzato il voucher è quello turistico. Noi dobbiamo tenere presente che il lavoratore che è pagato a voucher non ha nessun diritto e quel lavoro non sarà utile nemmeno per costruirgli una pensione, perché la contribuzione che c'è in un voucher è talmente bassa che non consentirà al lavoratore di avere una pensione un domani. Quindi è un contenimento del costo del lavoro pagato sulla pelle di queste persone. Altro problema è la responsabilità solidale negli appalti. Importante è ripristinare la responsabilità del committente. Noi oggi siamo di fronte a fenomeni quotidiani di sfruttamento del lavoro in cui le aziende che vincono gli appalti al massimo ribasso non pagano, fuggono e i lavoratori restano con un pugno di mosche in mano e non possono rivalersi in maniera adeguata nei confronti del committente, che è quello che ci ha guadagnato. La CGIL attende dal governo di sapere quando si potrà andare a votare per il referendum. Fino ad ora però da Roma nessuna risposta ed intanto il 24 Susanna Camusso andrà a Conegliano per parlare del referendum.